Ciao a tutti ragazzi, oggi come avete visto video diverso dal solito, perché oggi sono niente po' di meno che in terrazza di casa mia e andrò a degustare questo prodotto che ho trovato al Prix. Avevo smesso un po' di fare degustazioni, però stavolta non sono riuscito a trattenermi, diciamo, da provare questa roba. Allora, oggi andremo a degustare niente po' di meno che un Negroni della... non c'è neanche il nome della ditta, vabbè. Insomma, siccome ho avuto modo di provare il Negroni vero, niente, volevo togliermi la curiosità di andare a assaggiare questo prodotto. E ingredienti: bevanda aromatizzata a base di vino, pronto a bere fresco con ghiaccio, con una fetta d'arancia, sì, infatti quello che non farò oggi. Potete aggiungere del seltz, che non ho a casa giustamente, però fatto in Italia, almeno dai, roba nostrana. Fa ridere, stay canned, o come si pronuncia, stay strong, quello sempre. E niente, andiamo ad assaggiare. Ricordo che il Negroni vero contiene gin, vermouth e Campari. Andiamo, effettivamente sente il profumo del vino bianco. Devo dire che come retrogusto non è poi neanche così lontano dal Negroni vero e proprio. Diciamo che è un pelo troppo frizzante, infatti non sono abituato a berlo così frizzante, di solito lo bevo fermo. Infatti a base di vino, d'altronde non ci si scappa. Mettiamo per ipotesi che questo prodotto fosse stato fatto senza vino, devo dire che sarebbe stato molto più godibile, molto più simile al Negroni vero. Tanto ragazzi, è la salute vostra e delle vacanze di Natale ormai imminenti, perché oggi siamo sabato 9 dicembre, adesso non so quando uscirà il video, però comunque intorno al Natale. Passiamo alla parte crudele del video, i voti. Come gusto, per i miei gusti personali, che sono molto più propensi verso il dolce che per l'amaro, il Negroni non mi fa impazzire come bevanda, però comunque è godibile. Questo col vino 5, parere mio, ripeto. Come somiglianza col Negroni vero e proprio 6/6, 6 più. Questo vino purtroppo altera parecchio il gusto, il retrogusto del Negroni si sente, però il vino lì frizzante così non... peccato. Dimenticavo, un Negroni vero fa una ventina di 20 gradi circa più o meno, adesso passatemi un po' se sbaglio. E questo qua 250 ml, 5 gradi e mezzo, quindi capite bene che siamo ben lontani. Ecco, questa degustazione finisce qui, come finisce anche la luce solare tra poco, e niente, io vi mando alla prossima escursione.